Accomodatevi, fratelli. Come sapete oggi siamo meno perché abbiamo dei fratelli che sono andati in visita a porte aperte, hanno ascoltato le testimonianze della Chiesa perseguitata. Bene, allora come avete sentito i fratelli sono andati a Rimini, hanno ascoltato le testimonianze di porte aperte, dei fratelli perseguitati. Ecco, il pastore ha chiesto di portare a voi un messaggio. Non vi nascondo che ogni volta che me lo chiede me lo deve chiedere per tempo, perché io mi sento sempre inadeguato e non sono pronto, e anche perché nella parola c'è scritto: siate in pochi fra voi di fare gli insegnanti. Adesso non mi ricordo esattamente la parola che viene usata, no? Cioè, perché a chi viene richiesto di insegnare agli altri, viene dopo richiesto, come dire, come l'hai fatto? Sei stato di testimonianza? Cioè, vieni giudicato in base a quello che anche dici. Quindi non siano molti fra voi quelli che fanno gli insegnanti, come dire. E quindi lasciamo anche la responsabilità al pastore, va bene, lui se la vedrà giustamente con il Signore, ma ognuno di noi comunque se la deve vedere in ogni caso con Dio, con la nostra vita, con quello che facciamo. Abbiamo cantato una bellissima cosa per quanto riguarda del vasaio. Siamo pronti ad essere rimodellati dal Signore? Perché dice, il profeta è entrato nella bottega del vasaio, a un certo punto ha visto molto probabilmente questo vaso sopra il tornio che stava un po', si stava scompaginando, stava prendendo una forma strana. Però ha detto che lui l'ha ripreso, l'ha rimpastato e ha fatto qualcosa di nuovo. Così è il Signore con noi. Non possiamo dire il Signore mi ha fatto così e quello sono e quello non cambio. Perché il Signore, attraverso le prove, le difficoltà, i momenti di gioia, la parola, attraverso tantissime cose, è sempre in grado di trasformarci e di cambiarci. E guai se non fosse così. Saremmo monolitici, saremmo statici, saremmo fermi ancora all'età di quando andavamo alle elementari. Ma in realtà la nostra vita è una progressione. Noi cresciamo, facciamo delle esperienze, cambiamo e gloria a Dio che cambiamo. Io vi racconto, vi posso testimoniare che credo che i cambiamenti, dopo aver conosciuto il Signore, i cambiamenti più grandi li ho fatti negli ultimi anni e sono già adulto, mi sto avvicinando alla vecchiaia, quindi c'è sempre modo di poter cambiare, soprattutto se ci affidiamo nelle mani del Signore. Bene, veniamo al messaggio che volevo portarvi. Allora, il messaggio... Allora, premetto, non sono mai stato bravo in matematica. Perché? Perché voi sapete che quando si fa un esercizio di matematica, un'espressione, una funzione, eccetera, si parte dall'inizio e si arriva in fondo, si fanno vari passaggi. E il segreto, oltre ad aver capito le regole, è non dimenticarsi niente per strada. Ecco, io avevo questa caratteristica, saltavo sempre un pezzettino e quando arrivavo in fondo mi trovavo sempre col risultato sbagliato. Ecco, però questo, va bene, è un mio difetto, lo ammetto, con la matematica non sono mai andato d'accordo, però, e immagino anche più di qualcuno di voi, però mi è sempre un po' intrigata la statistica, quello sì, perché la statistica dice tante cose di come erano prima, fatti storici, economici, politici, e di come si possono evolversi. Quindi guardo i numeri, guardo le percentuali, guardo le cose. Ecco, ho fatto una statistica, adesso permettetemi, un po', diciamo, un po' triste, ecco. E sapete cosa riguarda questa statistica? Riguarda le spese che l'uomo fa per comprare le armi, le spese militari. Ebbene, purtroppo, nel 2025 sono stati spesi sulla faccia della terra circa 2.700 miliardi di dollari. Ora, io credo che se vi dovessi chiedere come si scrivono 2.700 miliardi, voi provereste diverse volte ad aggiungerci degli zeri, a ritornare indietro, a riscrivere, sempre a parte quelli bravi in matematica, ecco, perché sono delle spese assolutamente folli. Nel 2026 siamo arrivati, stiamo ancora concludendo l'anno, l'uomo ha speso per armarsi
2.900 miliardi di dollari. Dall'anno scorso precedente a quest'anno c'è stato un aumento dell'8% e la tendenza è quella ancora di salire. Sapete cosa spende la sorella Sephora Motta per costruire un pozzo in Africa? Perché io sono andato anche a chiederglielo. Sapete che abbiamo una sorella che sosteniamo come Chiesa che da parte del Signore si è sentita di andare in Africa e di scavare dei pozzi dove acqua non c'era. Spende dai 12.000 ai 18.000 euro per costruire un pozzo. Mettiamo una media di 15.000 euro. Scusatemi se vi faccio questi discorsi un po' economici, però ci danno l'idea di dove siamo come uomini, come esseri umani. Ebbene, una portaerei, di quelle che abbiamo sentito in questi giorni che andavano avanti e indietro per il golfo di Aden a destra e a sinistra, costa 1.300 milioni di dollari. Dopo magari hanno i gabinetti che non funzionano e quindi devono tornare indietro con la portaerei nel porto ad aggiustarla, non si sa come mai, una struttura così importante, così costosa, va bene, 1.300 milioni di dollari. Se voi andate a vedere, magari trovate queste cifre, perché le ho cercate anch'io. Con 1.300 milioni di dollari, sapete quanti pozzi si possono costruire? Ho fatto un conto, credo che siano circa 630.000. Allora, li mettiamo nell'Africa assetati questi 630.000 pozzi? Allora, tenete conto che non tutta l'Africa è senza acqua, per fare un esempio. C'è solo una fascia, sopra e sotto l'equatore, che è desertica. Sono circa 9 milioni di chilometri quadrati. L'Africa misura 30 milioni di chilometri quadrati. Allora, in questi 9 milioni di chilometri quadrati, se noi mettessimo questi pozzi, e ho chiuso con le statistiche, se noi mettessimo questi pozzi significherebbe che circa metteremo un pozzo di acqua pulita, buona e sana ogni 14 chilometri quadrati. Vale a dire 4 per 4, no perché fa 16, poco meno, 3,5 per 3,5. Ogni 3,5 km ci sarebbe un pozzo d'acqua per l'Africa che è senza acqua. Eppure l'uomo preferisce costruire una portaerei, ed è una spesa. Costruisce bombe, costruisce droni, costruisce aeroplani, costruisce queste cose. Avremmo risolto il problema dell'acqua per l'Africa con una portaerei. Andate a vedere quante ce ne sono, potrebbero essercene forse 20 in giro per il mondo, fra le grandi potenze, eccetera. Tanti anni fa, quando ero piccolo, frequentavo la dottrina cristiana, c'era una canzoncina che si chiamava la canzone di Padre Brian, mi pare, che lui chiedeva: ho chiesto ai potenti della terra 1/5 del tesoro per sconfiggere la lebbra dei lebrosari della terra. Più o meno diceva così, sta canzone qua. Allora, la lebbra in tanti posti c'è ancora. Non l'hanno ascoltato, non gli hanno dato parte di questo tesoro e noi abbiamo ancora questo problema. Allora, se noi andiamo a vedere, vi dico, Mariano ha dato dei numeri qua, ha visto troppa geopolitica, economia, non lo so cosa sia successo, c'è Victor che ride sotto i baffi là in cima. C'è una ragione, c'è un motivo. Io volevo portarvi un attimo in Genesi, proviamo a leggere al capitolo 2, versetto 8 e 9, perché sapete, tutti questi atteggiamenti, questi comportamenti hanno un'origine. Voi avete già capito dove voglio andare a parare, ma Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi, piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Vai pure avanti. Se c'è il versetto 9, eccolo lì, sì, va bene. Ecco, cosa disse il Signore? Dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Tu mangia pure tutto quello che c'è, ma questa cosa qui lasciala stare, perché potrebbe in qualche maniera crearti problemi. Gli uomini cosa hanno fatto? L'uomo, il primo uomo cosa ha fatto? È andato subito, immediatamente, a disubbidire
quello che era stato il comando del Signore. E se noi andiamo a vedere il versetto 16, il Signore ordinò all'uomo: mangia pure ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiamo, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Allora la storia la conosciamo, no? Lì c'è stata la prima bugia della storia che l'ha detta il serpente. Ma come? Dio vi ha detto così, ha detto che non potete, ma voi potete. Dopodiché c'è stata Eva che ha detto: ma abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma è stato lui. Insomma, la storia la conosciamo. Lì l'uomo è letteralmente caduto. Allora, quelli più bravi, quelli più intelligenti, quelli più scientifici ci dicono: ma insomma, queste sono favole, cioè Adamo ed Eva ancora. L'altro giorno ero in macchina e stavo ascoltando la radio, a un certo punto esce la canzone di un certo Max Gazzè che canta la favola di Adamo ed Eva. Ho detto: ah, vabbè, questo si vede, ne sa una di più del libro, perché è letteralmente il caso di dirlo, però se voi guardate, quando l'uomo è stato scacciato dal paradiso e ha ricevuto quella che è stata una maledizione, allora al serpente è stato detto: tu striscerai e mangerai la polvere. Alla donna ha detto: tu sarai sottomessa, cioè sarai sottoposta a tuo marito, usa questa parola, e partorirai con dolore. E all'uomo è stato detto: tu lavorerai tutti i giorni della tua vita e ti trarrai fuori il pane con il sudore della fronte. E siccome sei cenere, cenere ritornerai. Allora, è una favola questa? No, io vedo i serpenti camminare per terra, cioè strisciare per terra, e non camminano, non volano e sono lì per terra. So che le donne quando partoriscono con dolore. Credo che sia, potete testimoniarlo, sorelle, sì? Ecco, credo che sia il dolore in assoluto più grande. Qualcuno ha detto che dopo viene, non so, la colica renale, ma il dolore più grande è il parto, e che grazie a Dio oggi ci sono degli strumenti, ci sono i dottori, ci sono delle medicine, ti possono fare anche un taglio cesareo, ma una volta, se la cosa non andava bene, la donna moriva per il parto, oltre a soffrire ad avere il dolore. E una cosa che è sicura e certa, che ogni mattina l'uomo, che suoni o non suoni la sveglia, si deve alzare, andare a prendere il suo pane, lavorando con il sudore della fronte, perché nessuno ce ne dà. Perché? Perché la terra, è scritto, produrrà spine e triboli. Io non so se qualcuno di voi, in mezzo a voi, è appassionato di orto o c'è un piccolo orticello che lo coltiva, però state sicuri che le verdure, l'insalata, i pomodori non crescono da soli. Anzi, voi potete guardare l'orto e dopo un po' vedrete che è pieno, ricolmo di erbacce, se non addirittura di spine. Ma i pomodori, le melanzane, l'insalata non crescono da soli. Devi andare lì, seminarla, zapparla, concimarla, dargli acqua. E questa è una realtà per l'uomo. Oggi magari non siamo più così collegati alla terra, magari stiamo davanti a un computer, siamo seduti su una macchina, su un mezzo, però il lavoro è sempre faticoso. E questa è stata la realizzazione di quello che praticamente è stato il peccato dell'uomo. Ma la cosa è andata avanti di un altro scalino e lo vediamo subito dopo, dove andiamo a leggere il capitolo 3 al versetto 1, sempre di Genesi, dove troviamo altri due personaggi. Sì, scusa, vai più avanti, il passaggio di, scusami un attimo, 4, capitolo 4, Caino e Abele. Forse non te l'ho detto, non te l'ho scritto. Ecco. Adamo ed Eva, sappiamo tutti la storia, generarono due figli, Caino e Abele. Al versetto 3 andiamo a leggere: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò
con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu sappialo dominare. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il cuore dell'uomo, recita sempre un versetto nella parola, è insanabilmente maligno. Abbiamo delle radici di malvagità. Non possiamo andare a dire, come oggi, ma sai, è questione di spazio, c'è quello che sta occupando la terra mia, c'è quello che mi sta sottraendo le risorse, c'è questo che sta venendo a casa mia e mi sta portando via tutto. Perché? Erano in 4 su tutta la superficie della terra. Avevano la terra a disposizione, padre, madre e 2 figli. Eppure, uno dei 2 figli ammazza suo fratello. Questa è la storia. Uno dei 2 figli ammazza suo fratello. Allora, senza andare a ritroso, cosa possiamo trarre da questo? Abbiamo anche noi conosciuto magari non questo tipo di peccato nella nostra vita? C'è stato del peccato? C'è stato qualcosa che ci ha allontanato da Dio? Io penso di sì, perché se siamo qui è perché ognuno di noi ha fatto un'esperienza col Signore. Io non credo che tu sia qui perché è un bel ambiente, perché dopo si beve il caffè, perché ci si saluta, perché non sapevi dove andare, perché ci sono dei bei canti che ti possano o non ti possano piacere, perché c'è tuo marito o tua moglie che ti hanno portato o i tuoi figli che hai dovuto trascinarli, no? Credo che se siamo qui è perché ognuno di noi ha fatto un'esperienza personale col Signore. E fare un'esperienza personale col Signore significa cambiare completamente vita. Vuol dire partire da un punto e fare una conversione. Conversione vuol dire proprio girare, se stavi andando in una direzione, cambi direzione e torni indietro, perché ti sei accorto che nella direzione in cui stavi andando non c'era niente. Forse avevi trovato solitudine, avevi trovato il vuoto, avevi trovato la noia, avevi trovato l'angoscia, avevi trovato il peccato, avevi trovato tante caratteristiche negative. Ma oggi, se hai conosciuto Gesù, se sei qua, ringrazia il Signore. Amen. Ringrazia il Signore perché possiamo fare queste considerazioni insieme. Possiamo ricordarci da dove siamo venuti e dove stiamo andando. La parola di Dio ci dice che la sua parola, il Salmo 119, versetto famosissimo 105, la tua parola è una lampada al mio sentiero. Se noi camminiamo con la parola di Dio, e dopo apro una piccolissima parentesi, se noi camminiamo con la parola di Dio avremo sicuri e certi il cammino da poter fare. Una volta, sapete, quando camminavano con questa lampada non c'erano né lampioni né asfalto, non c'era niente, assolutamente niente di niente, non c'era l'indicazione Bassano, Marostica, Vicenza. Ognuno percorreva una strada e se la doveva percorrere di notte, assolutamente doveva avere questa lampada che illuminasse i suoi piedi, perché passo dopo passo doveva stare attento al sasso, al tronco, alla buca, eccetera, eccetera. La parola di Dio ci illumina il sentiero che noi dobbiamo percorrere, ci indica la strada e questo è importante. A proposito, piccola parentesi, genitori che avete i figli piccoli, io quando ero piccolo ho imparato determinate cose che adesso mi sono anche dimenticato, ma quello che mi hanno insegnato a scuola sono delle poesie, non so, La donzelletta viene dalla campagna, L'infinito, piuttosto che, non so, altre poesie che il 5 maggio, eccetera, eccetera, no? Genitori, portate, un consiglio che vi do, portate i vostri figli alla scuola domenicale e fategli imparare il versetto che studiano, perché a quell'età lì diventa un tesoro
te lo ricorderai e questo ti verrà buono nel momento in cui sarai nelle difficoltà. Noi più adulti facciamo più fatica a imparare le cose, facciamo più fatica, la nostra memoria non è quella dei bambini che è più elastica, diventa più esercitata, eccetera. Facciamo fatica a imparare anche i versetti della scrittura, ma se abbiamo i nostri figli, e chiudo la parentesi, insegniamogli i versetti che non se ne dimenticheranno. Amen. Non se ne dimenticheranno. Ecco, abbiamo visto cosa ha prodotto quello che stiamo vivendo. Cioè noi abbiamo tutto attorno a noi guerre, disastri. Perché? Perché provengono dal cuore dell'uomo. Vengono dal cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo, abbiamo detto, è insanabilmente maligno. Stavo riflettendo su un versetto che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Stavo pensando, mi è venuto in mente, perché da esso provengono le fonti della vita. Quando uno ha un problema cardiaco, sa cosa vuol dire essere in bilico. Perché se si ferma questa che è la nostra pompa, diventa un problema serio. Custodisci il tuo cuore più di ogni cosa. Ringraziamo il Signore che adesso abbiamo i dottori, ti mettono la batteria nuova, ti fanno il pacemaker, ti fanno lo stent, ti puliscono le valvole. Io non sono un cardiologo, però tante volte abbiamo tanti fratelli, tanti amici, conoscenti che hanno avuto problemi di cuore e i dottori l'hanno messo a posto. Però mettere a posto spiritualmente il cuore significa avvicinarsi a Dio. Amen? Mettere a posto, custodire il nostro cuore, vuol dire stare in comunione con il Signore. Non è facile, perché, come abbiamo letto, Caino, il Signore gli ha detto: attenzione, perché il peccato è lì alla porta e ti sta spiando. Un passo del Nuovo Testamento ci dice che siamo facilmente avvolti dal peccato. Come dire, tante volte ci muoviamo, facciamo dei passi ed ecco che ci arriva addosso qualcosa che non è sicuramente positivo. Non le ho trascritte, ma ci sono varie parole per definire il peccato, ma io credo che una la conosciate tutti, perché sono parole in ebraico, sono parole in greco, ma il significato di peccato, proprio letteralmente, anche in ebraico, era l'arciere che mancava la mira del suo bersaglio. Difatti, quando ti succede qualcosa o senti qualcosa, dici: peccato che non l'ho visto prima. Occasione mancata, peccato che non sono andato da quella persona lì perché potevo fare quella determinata cosa, no? È un'occasione mancata. Il peccato ci spia, è pronto ad avvolgerci, ecco, ma sta a noi, come diceva il Signore a Caino, nel dominarlo. Dobbiamo stare, come dire, attenti anche a quelle che sono le nostre passioni, perché non è facile, se vogliamo crescere. Se siamo qui però, dicevamo prima, è perché abbiamo fatto un'esperienza particolare con il Signore. Il Signore ci ha lavato. Avete visto qual è stato il sacrificio gradito a Dio? Quello di Abele. Cosa ha offerto Abele? Un agnello. Chi è Gesù? L'agnello purissimo. Ecco, il sacrificio che Dio aveva gradito aveva un motivo in più. Cosa ha fatto questo agnello? Perfetto, primogenito fra tutte le creature. Ha tolto il peccato dal mondo. Amen? Ha tolto il mio peccato, ha tolto il tuo peccato. Ti ha fatto un uomo nuovo, ti ha fatto una donna nuova. Questo non vuol dire che non cadiamo ancora, perché continueremo a cadere finché siamo su questa terra. Ma ci possiamo rialzare. È scritto: confessate i vostri peccati gli uni gli altri, affinché siate guariti, siate liberati, siate salvati. Metteteci il senso che volete.
Ecco, tante volte non dobbiamo andare da una persona dentro una scatola in un posto particolare per confessare i nostri peccati, ma se siamo onesti con noi altri stessi, parliamone con un fratello, con una sorella, perché è importante dire dove ci troviamo, prima che ci siano situazioni incontrollabili. Perché sapete, si parte da una piccola cosa e dopo subentra un'escalation. È meglio, quando si vede il nemico arrivare, è meglio fermarsi prima, realizzare cosa sta succedendo. In questo caso il Signore ci dà anche un avvertimento: confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Fratello, guarda, sono caduto, è successa sta roba qua, preghiamo per te. Guarda che mi trovo in questa situazione, vediamo di poterti aiutare, vediamo di poter fare qualcosa. Ma oggi succede a me, domani può succedere a te. Non è che nessuno di noi sia perfetto. Ricordiamoci, abbiamo una natura peccaminosa tutti quanti. È solo attraverso il sangue di Gesù che noi siamo lavati. Amen. Gloria a Dio. Volevo andare verso la conclusione. La storia da Caino a Abele, se voi guardate, è piena degli effetti del peccato, perché mi sono solo scritto alcune cose. Uno dei primi a peccare contro suo padre fu Cam, che mancò profondamente di rispetto nei confronti di Noè. Vi ricordate? Noè si era ubriacato e questo aveva visto il papà snudato, aveva cominciato a prenderlo in giro, mentre gli altri sono tornati indietro coprendolo. Questo ha portato questo peso, cioè, e una volta dissacrare un genitore, oggi magari è passato quasi come un fatto normale, ma una volta era un fatto molto, ma molto grave. Ma dopodiché troviamo la storia di Sodoma e di Gomorra, troviamo Giacobbe che ruba la primogenitura a suo fratello. Cioè, la storia della Bibbia è piena di occasioni e si potrebbe dire che brava gente, ne hanno combinate di tutti i colori. Mi sono segnato Rachele, che ruba gli idoli domestici a Labano, se li nasconde sotto, no? Per portare via qualcosa di valore, no? E ancora c'è Dina, una donna che viene rapita, abusata da una tribù, e dopodiché tutti i fratelli di Dina vanno a vendicarsi uccidendo e sterminando praticamente tutto quel popolo lì, che nel frattempo, se vi ricordate la storia, per diventare parenti si erano tutti circoncisi, no? Ecco. Ma se voi vedete anche dopo il libro dei re, e Genesi in modo particolare, ci sono tutte le prime guerre fra i popoli. Quindi il fatto di avere questa, come si può dire, questa posizione interiore di essere sempre in guerra, in contrasto con qualcun altro, fa parte purtroppo del DNA dell'uomo. Sapete, siamo in un periodo molto particolare, molto difficile. Perché mai come questo tempo l'economia è talmente sbilanciata, avrete sentito dire tutti quanti. Ci sono 8-10 persone che posseggono in termini materiali quello che metà della parte dell'umanità non ha. Cioè 10 persone hanno più caratteristiche, più possibilità, più capacità di mezza umanità, di 4 miliardi di persone. Ecco, nelle loro tasche c'è di più. Un fatto del genere non era mai successo prima nella storia. Sì, c'erano i re, c'erano gli imperatori. E adesso abbiamo visto che l'economia è diventata quella che sta governando il mondo. La politica si è assoggettata, i politici sono in mano di funzionari, fra virgolette, banchieri, persone economiche, e c'è un'economia che governa il mondo. Gesù ci ha detto: non potete servire a due padroni. E o siete con Dio o siete con Mammone. Noi vediamo da chi è governato il mondo adesso. Il Signore ha tutto sotto controllo, ma tutto quanto
se non è quantificato, se non ha valore, non vale niente. Cioè la vita degli uomini, la vita delle donne, il nostro ambiente che ci circonda, se non è concretamente monetizzato, non ha valore. Siamo a questi livelli. Mai prima nella storia forse eravamo arrivati a questi livelli, forse non ce ne eravamo mai resi conto. Ecco perché continuiamo ad essere, come dire, infelici, perché abbiamo realizzato che se non abbiamo non possiamo stare bene. In realtà la felicità è qualcos'altro e magari l'abbiamo scoperto dopo tanto tempo, ma abbiamo dovuto avvicinarci al Signore. Abbiamo capito che Lui è colui che ci dà la pace. Abbiamo capito che è Lui che ci dà la serenità. Abbiamo capito che è Lui che ci mette tranquilli e sereni nonostante attorno ci sia il disastro. Sapete cosa succede nell'occhio del ciclone? Avete presente i tornado? C'è la quiete assoluta. Io non ci sono mai stato, spero di non andarci, ma all'interno di un tornado che soffia a 200 km all'ora, che sta sconvolgendo tutto, che sta sradicando le piante, i tetti, le case, porta in giro le macchine, all'interno del tornado c'è la quiete assoluta. Molto probabilmente non c'è nessun rumore, non c'è nessun vento, non c'è niente. Ecco, in un certo senso, quando noi siamo con il Signore, possiamo avere tutto attorno che ci ruota ed è sconvolto, ma noi abbiamo un dono che è la pace del Signore. L'avete mai provato? Amen. Vedo che mi rispondete di sì. Ebbene, le prove le abbiamo, non siamo diversi dagli altri, arrivano ogni giorno, magari fuori da questa porta ognuno di noi avrà una prova diversa. Io vi auguro di no, vi auguro di passare una buona domenica, serena possibilmente, con i vostri cari, con i vostri amici, mangiando un buon piatto di pasta asciutta, eccetera. Ma le prove arrivano anche quando non vogliamo. Ma se abbiamo il Signore, ecco che abbiamo la pace del Signore. Vi voglio lasciare solo con 2 versetti. Uno mi ha molto colpito e l'ho trovato in Daniele, al capitolo 11, versetto 37-38. Io non so se questo versetto riguardi espressamente il periodo di Daniele, ma l'ho visto molto attuale. Egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, né ad alcun Dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti, ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri. Mai come oggi 2.900 miliardi di dollari sono stati spesi per gli armamenti e tutto sta tendendo ad un aumento di questa spesa. Stamattina leggevo, anche Mercedes vuole mettersi, sapete chi è Mercedes? Non è il nome di una donna, è il nome di un'automobile. Anche Mercedes vuole mettersi a costruire armi. Renault ha già cominciato a costruire armi. Costruiscono droni, costruiscono carri armati. In Germania non ne parliamo, tutti vogliono costruire armamenti. Sembra impossibile che l'uomo non sia in grado di vivere in pace con il suo simile. Costruissimi una Panda? Andiamo a mangiare, non so, alla sagra tutti insieme? Costruiamo un asilo che serve? Chiudeteci le buche in mezzo alla strada che ne abbiamo sempre di più. Cosa ce ne facciamo dei carri armati? Dobbiamo ammazzare i nostri simili? Non è un insegnamento che ci ha dato il Signore. Amen? Amen. Abbiamo un Dio d'amore. Gesù è venuto per portarci la pace. Ci ha detto che saremo anche perseguitati, ma ha detto: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non quella del mondo, perché tutti discutono di pace, no? Qualcuno addirittura ha finito 8 guerre, ha terminato 8 guerre in pochissimi giorni, ma non abbiamo capito neanche ancora quali siano terminate. Però abbiamo bisogno di pace, abbiamo un Dio della pace.
E Gesù ci ha anche detto: non vi lascerò soli, vi manderò il Consolatore e lui vi parlerà del mio. In greco il Consolatore, sicuramente lo saprete, è chiamato anche Paracleto. E il Paracleto era l'avvocato che ti sosteneva in tribunale. Quando tu eri accusato da qualcuno, avevi un avvocato, come adesso ci sono gli avvocati, che ti portava davanti al giudice e faceva la tua parte. Gesù ha detto: quando sarete in difficoltà, io vi manderò lo Spirito Santo, il Paracleto, che vi aiuterà e vi sosterrà. Vi sembra poco? Vi sembra poco? Amen, amen. Possiamo ringraziare il Signore per questo? Ecco, vi voglio lasciare con il versetto che tutti quanti avrete sicuramente sentito, Giacomo capitolo 4, versetto 1 e 3, e dice esattamente così. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate, cioè desiderate, e non avete. Voi uccidete e invidiate come Caino e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Significa: Signore, ti sto chiedendo la Ferrari, non ti sto chiedendo il pane quotidiano, non ti sto chiedendo le cose che servono, non ti sto chiedendo la pace per la mia famiglia, non ti sto chiedendo che tutti possano conoscerti. Tante volte chiediamo, mi viene in mente il fratello Sergio, il papà di Giulia e di Chiara, che spesso diceva che il Signore non è un jukebox. Quando metti dentro, sapete, la monetina, tac, e lui ti fa quello che devi fare tu, la canzone, decidi cosa è, e non è neanche un distributore automatico, che dici: Signore, voglio quella roba là, premi il bottone e immediatamente lui sa cosa darci di buono. Amen. E lui ha il meglio per noi. Isaia 2, versetto 4, e concludo: egli sarà giudice tra molti popoli, arbitro tra tante nazioni e potenti e lontane. Dalle loro spade essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le lance in falci. Una nazione non alzerà più spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Noi siamo in attesa di vedere il regno di Gesù Cristo che ritorna. Ecco, quando Gesù ritornerà non ci saranno più guerre, perché Lui è chiamato il principe della pace. Amen. Gesù è il principe della pace. Non ci sarà più una nazione che alzerà una spada contro l'altra, ma di queste robe qui faranno i vomeri, cioè l'aratro, e delle loro lance delle falci. Qualcosa di pratico. Sapete dov'è, credo sia questo versetto raffigurato? Davanti, su una statua davanti alle Nazioni Unite. Davanti alle Nazioni Unite c'è questo versetto che dovrebbe essere su una statua, potrei sbagliarmi ma non credo. E questa società, che funzioni o non funzioni, è stata fatta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli uomini, fra virgolette, i potenti della terra si sono trovati attorno a dei tavoli e hanno detto: abbiamo distrutto tutto, abbiamo fatto milioni di morti, non è servito granché, possiamo riformare un po' questa nostra civiltà? Possiamo vedere se magari riusciamo ad accordarci all'interno di un'assemblea, di un ufficio, piuttosto che ogni volta spararci o bombardarci? La risposta è stata bella come proponimento, ma in termini pratici sappiamo che non è stata così. Credo che oggi, attualmente, e chiudo con una statistica, ci siano almeno fra i 40 e i 60 conflitti attivi nel mondo. L'uomo non è in grado di abbracciare suo fratello, non è in grado di fare tranquillamente un pozzo d'acqua, non è in grado di portare un sacco di riso a chi non ha da mangiare, ma è in grado, e lo fa più facilmente, sganciare una bomba, sparargli con un fucile o bombardarlo con un aeroplano. Questa è la natura
dell'uomo che non è rinnovato. Ringraziamo il Signore che stiamo vedendo queste cose, che le capiamo, che ne possiamo far tesoro. E qua qual è la risposta? Cosa possiamo fare? Io credo che ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo. Noi non siamo in grado di cambiare le nazioni, non siamo in grado di cambiare i governi, non siamo in grado di cambiare le istituzioni, però possiamo cambiare noi. E questa è veramente il primo atto, se vogliamo chiamarlo così, rivoluzionario. Cambiamo noi, cambia il nostro cuore e attorno possiamo, a sua volta, noi stessi, diventare messaggeri di pace, perché Gesù è la nostra pace. Amen. Alziamoci in piedi, che il Signore ci benedica. Amen. Chiederei al fratello Ottavio se viene qui, che concludiamo in preghiera insieme. Gloria a Gesù, Signore, grazie Signore. Signore, grazie per la parola di oggi, Signore, che ha toccato il nostro cuore, Signore. Signore, noi non siamo del mondo, Signore, ma siamo nel mondo, Signore, e Tu conosci bene questo mondo, Signore. Questo mondo a volte sbagliamo noi, Signore, a volte gli altri sbagliano verso di noi, Signore. Non è facile. Signore, nella Tua preghiera Tu hai detto, Signore, al Padre, non voglio che Tu li tolga dal mondo, ma che Tu, Signore, li preservi dal maligno, Signore. E vogliamo ringraziarti oggi, Signore, che Tu ci preservi dal maligno, Signore. E vogliamo anche chiederti, Signore, tutti i giorni, liberaci dal maligno, Signore, perché Tu è la gloria, Signore, la potenza, Signore, nei secoli dei secoli, Signore. Alleluia. Signore, se qualcuno ha bisogno, Signore, di essere liberato dal maligno, Signore, ti prego di intervenire, Signore, di benedire i fratelli e le sorelle, secondo quelle che sono le Tue promesse, Signore. E ogni cosa, Signore, te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Grazie, Padre, grazie. Buona domenica a tutti, il Signore ci benedica. Amen.